Non trattiene le lacrime la moglie del caporal maggiore capo Gaetano Tuccillo durante la cerimonia di intitolazione di un piazzale della caserma Gotti a Vittorio Veneto al militare che perse la vita in missione. Un anno fa la tragedia in Afghanistan. Un ordigno il 2 luglio esplose facendo saltare in aria il mezzo su cui viaggiava l'autiere del battaglione logistico Ariete di Maniago. I primi a volerlo ricordare sono stati proprio i suoi compagni, che hanno passato con lui 4 anni durante la sua permanenza a Vittorio Veneto. Per chi come noi lo ha conosciuto anche al di fuori dall'ambiente lavorativo, è sempre stato una persona solare e piena di vita. Sono stati i suoi colleghi ad esprimere la volontà di dedicargli la piazza dell'officina dove lavorava. Questi ragazzi è un valore che hanno, che portano avanti, che non dovranno dimenticare sui loro passi. È una cosa che dovranno tenere sempre avanti, sempre diciamo così, insomma, di tenere il valore della vita che cos'è. Che poi hanno ricordato tutto per mio figlio questa cosa, è una cosa più da trombare. Si commuove il padre del caporal maggiore capo mentre ringrazia coloro che prestavano servizio con suo figlio. Gaetano Tuccillo aveva 29 anni e viveva con la moglie Evelyn a Revine Lago. La sua era la 3ª missione in Afghanistan. Per noi è un modo per dimostrare concretamente quella che è la vicinanza della Forza Armata ai nostri uomini che hanno perso la vita in teatro di operazioni. La Forza Armata che li sostiene, li sosterrà sempre nelle loro famiglie, nei loro congiunti.